The Dreamer anticipazioni dal 26 al 30 aprile. Jeanne perde la memoria e dimentica la sua Sanem. Tutti cominciano a darsi da fare per rimettere in piedi l'agenzia. Sanem è l'anima di questa ricostruzione e riesce a motivare tutti ad andare avanti. La ragazza augura a tutti tanta fortuna, sicura che avranno successo. Afferma che hanno fatto un grande passo per loro, sebbene la cosa più importante sarà aiutare Jeanne a ritrovare la memoria. Jeanne arriva in compagnia e saluta tutti, ma guarda Sanem con indifferenza. Poco dopo lui chiede del tè e quei due matti di Muso e Gégé pensano di mescolarvi qualcosa per aiutare Jeanne a ritrovare del tutto la memoria. Nello stesso tempo a casa Edin anche Meliat e Mekhibe vogliono preparare una specie di tè, come se fosse una pozione magica capace di risolvere il problema di Jeanne. In agenzia arriva Yuma e chiede a Jeanne come sia il suo ufficio. Jeanne specifica che è l'ufficio di suo padre, poi Aziz gli chiede di parlare da soli. Aziz spiega a Jeanne che ha trasferito tutto a lui 2 anni prima, perché è stato male e si è allontanato per le cure necessarie. Poi aggiunge che intende continuare da dove ha lasciato. Jeanne gli dice che non sa ben perché l'azienda abbia fallito, ma lo rassicura che non accadrà più. Teren e gli altri sono intenzionati a far tornare la compagnia agli antichi splendori. Leila propone di far assumere nuovamente a ognuno la propria posizione per aiutare Jeanne a ritrovare la memoria. Per esempio, Gégé deve essere di nuovo il ragazzo dell'ufficio. Sanem porta il tè a Jeanne e poiché lei si attarda lì, la esorta a uscire perché lui è il capo e vuole stare da solo. Poco dopo la sua voce interiore le dice di lasciar perdere Jeanne, visto che non c'è speranza. Più tardi Sanem torna in agenzia, vestita secondo il suo vecchio stile, e vorrebbe che Deren la trattasse come agli inizi, ma lei risponde che non può più farlo perché ora le vuole bene. Sanem cerca di rimanere sola con Jeanne e si reca nel suo ufficio, ma nell'avvicinarsi si rende conto che lui è infastidito dalla sua presenza. Lui pensa che lei abbia usato la sua avvenenza per fare colpo su di lui. Sanem chiaramente si arrabbia ed è molto delusa. Lui la chiama opportunista e pensa che l'abbia impressionato così. Le dice che lo prenderà a schiaffi così gli tornerà la memoria. Alla sera Sanem si reca in giardino da Jeanne e parlano un po'. Lei gli presenta il libro e gli dice che se vuole sapere come erano insieme dovrebbe leggerlo. Erano bellissimi e piacevano a tutti, forse piaceranno anche a lui. Poi conclude: questo è un libro sul mio amore, questo libro sei tu, è il mio unico libro e tu sei il mio unico amore. L'indomani, in agenzia, Muso e Gégé vorrebbero far bere a Jeanne il tè preparato da Mekhibe. Muso gliene porta un bicchiere. Jeanne gli chiede se il suo nome sia Muzzafer e lui specifica che si chiama Zebrajet, perché spera che si ricordi meglio di lui. Jeanne chiede dell'altro tè perché quello che ha portato non è di suo gradimento. Gégé porta del nuovo tè a Jeanne e gli chiede se ha bevuto il tè precedente e Jeanne gli fa vedere cosa ha fatto col tè portato prima. Prende la tazza e ne versa il contenuto nel vaso di una pianta, mentre Gégé comincia a urlare. Arriva il turno di Sanem, che si presenta da Jeanne con fare ammaliante. Si siede accanto a lui e assaggia il tè, poi gli propone di berlo, ma lui, appena lo assaggia, lo va a gettare nel vaso di prima. Gli dà della pazza e le dice come possa berlo, dato che è disgustoso. Poco dopo Mekhibe telefona a Jeanne e lo invita a cena. Lui, infastidito dalla presenza e dall'atteggiamento di Sanem, non è molto interessato all'invito, ma Sanem gli ricorda che amava molto la sua mamma e le pietanze che gli preparava. In agenzia, con la complicità di Deren e Gégé, Sanem si inventa un importante incontro di lavoro per far uscire Jeanne con lei. Poco dopo, mentre sono in auto, simulando dei dolori di stomaco, Sanem lo porta sulla loro scogliera e gli chiede se si ricorda di quel posto. Jeanne le dice di no e capisce che si è trattato di una bugia. Le chiede ridendo come abbia potuto innamorarsi di una ragazza pazza come lei, visto che la scopre parlare con la sua voce interiore. I due litigano, sono stufi entrambi, poi se ne vanno verso parti opposte. In quel momento lui ricorda qualcosa del passato e la richiama invitandola a tornare in macchina con lui. Durante la cena a casa Edin, Jeanne sembra aver ritrovato il sorriso. Mekhibe lo riempie di attenzioni, ha preparato delle pietanze di pesce perché ha letto su internet che gli omega 3 aiutano a recuperare la memoria, così come il rosmarino. Mekhibe ha preparato anche il suo tè, ma Nihat lo beve tutto, così lei non può darlo a Jeanne.
Poco dopo Niet si agita a tavola nel ricordare una vecchia partita di calcio, è un po' su di giri e ha un leggero malore. Jeanne e Sanem tornano a casa e lui la raggiunge in cucina. Sanem gli dice che hanno esagerato nella speranza che lui ricordasse. Lui la rassicura e lei gli offre del tè e lui finalmente si chiede come abbia potuto dimenticare quel sapore. Sanem gli chiede se stia leggendo il suo libro. Jeanne risponde che l'ha iniziato, ma che non è riuscito a continuarlo perché si sente ingiusto nei suoi confronti. Hanno provato tanto amore e si sente come se non fosse lui. È triste non ricordare un amore così grande che gli ha fatto mollare la sua libertà. Sanem lo invita a continuare il libro perché forse lo aiuterà a trovare le risposte che cerca. Poco dopo Sanem si sfoga con Meriban. Le dice che gli sguardi vuoti di Jeanne verso di lei le fanno molto male. La donna la esorta a dargli tempo, a provare con lui in maniera diversa, magari a essere amica del vecchio Jeanne che amava la libertà. Sanem conclude che tutto questo è troppo per lei. Nel contempo Jeanne parla con Aziz e gli dice che si sente triste perché è consapevole che stia sconvolgendo Sanem, ma non riesce proprio a ricordarla. Aziz lo rassicura dicendogli che il tempo aggiusta tutto, poi gli dà le chiavi della casa in montagna e lo esorta ad andarci, magari là potrà ricordare qualcosa. Prima di recarvisi, Jeanne va però a casa Edin per vedere come si sente Niet. Viene invitato a colazione ma gentilmente declina l'invito. Appena va via, Mekibè ne loda la cortesia e la dignità che non ha dimenticato. Jeanne poi incontra in agenzia sua madre e le dice di non ricordare come si siano appianate le cose tra loro, ma Yuma insiste sul fatto che hanno un buon rapporto. Intanto in agenzia Sanem propone un campeggio e tutti concordano con lei, eccetto Jeanne. Invece alla fattoria Meriban si irrita parecchio per le ingerenze di Yuma. Aziz cerca di calmarla, ma lei vuole andare a parlare faccia a faccia. Incontratesi, le due litigano fortemente. Aziz, pur ripetendo che la ama, è molto arrabbiato per il comportamento di Meriban e preferisce passare del tempo andando a fare una passeggiata. In auto, Sanem dice a Jeanne che durante il campeggio potrebbero andare in canoa o cose del genere, ma Jeanne è poco convinto. In fattoria, Gégé ha un'idea, quella di far tornare Jeanne al momento in cui lui e Sanem si sono baciati per la prima volta, quando Jeanne ha sentito il suo profumo. Sanem non è molto fiduciosa, afferma che se non dovesse ricordare dopo questo sarebbe distrutta, ma decide comunque di provarci. La ragazza prepara il profumo per tutta la notte, mentre Jeanne lavora a casa davanti al PC. L'indomani Sanem si reca in agenzia, ma Jeanne non c'è e non risponde neanche al telefono. Lui è alla casa in montagna a leggere il libro. Lei lo intuisce e lo raggiunge. Lui è sorpreso di vederla lì, non ha mai portato nessuno in quel posto così speciale, nemmeno Pauline. Lei gli dice che Pauline conosce quel posto perché la portò lei. Sanem gli racconta che lui l'ha portata lì e ha preparato il barbecue. Jeanne continua a rimanere sulle sue e le dice di non avvicinarsi visto che è raffreddato. All'inizio Sanem si arrabbia perché lui non sente il profumo, ma poi le passa perché capisce che ha il naso chiuso. In agenzia arriva un nuovo cliente, il signor Asim, che però vuole parlare con Jeanne e Sanem. Deren spiega che hanno avuto delle cose urgenti, ma lui non vuole sentire ragioni. Il team si inventa allora che i due sono in aeroporto a ricevere un regista pubblicitario famoso in tutto il mondo, molto acclamato e impegnato. Finalmente lui accetta di rimanere e dice di essere curioso di conoscere la presentazione. Quest'ultima si svolge in maniera molto positiva e il cliente è molto soddisfatto. Il team si congratula con se stesso per aver concluso l'accordo, ma ora è necessario qualcuno che personifichi questo fantomatico regista. Intanto Sanem ritorna da Jeanne e prepara un composto con i fiori raccolti per fargli fare fumenti, poi aspetta pazientemente e si mette a ballare. Jeanne la osserva da lontano. Poco dopo, mentre pranzano, Sanem è felice di sapere che Jeanne ha continuato a leggere il suo libro. Poi, giacché il naso di Jeanne si è finalmente stappato, lei corre a mettere la musica del loro primo ballo e lo invita a ballare. Per ricreare il momento, gli ricorda pure che l'aveva chiamato Re Malvagio, anche se all'inizio lui è sulle sue, la vicinanza di lei con quel profumo lo riporta a qualcosa di conosciuto. Lo si legge palesemente dall'espressione del viso e dalla continua ricerca di quella fragranza tra il viso e i capelli di lei. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!